Ciao a tutti, bentornati allo Scrigno del Calcio e bentornati alla partita della settimana. Oggi parliamo di Bologna-Juventus. Ogni settimana analizziamo una partita del programma di campionato attuale, rivivendone una del passato. E oggi mi è venuto in mente questo Bologna-Juventus della stagione 90-91, intriso di polemiche. Veramente fu una partita di cui si parla ancora oggi per le tante polemiche, per le tante liti che ci furono, e anche pensate che anche la partita di ritorno fu investita da polemiche e litigate nel dopo partita. Parliamo dell'11 novembre del 1990, il Bologna allenato da Gigi Radice, che la settimana precedente aveva preso il posto di Franco Scoglio, esonerato dopo credo 4 sconfitte in 5 partite o 5 sconfitte in 6 partite, comunque ultimo posto del Bologna. Il Bologna perde in casa con il Cesena che lo scavalca all'ultimo posto. Scoglio viene esonerato, arriva Radice che esordisce anche con un discreto 0-0 in casa del Genoa. Arriva poi la Juventus, e la Juventus è allenata dal grande ex Maifredi, che aveva riportato il Bologna in Serie A, che aveva fatto giocare i rossoblù in maniera fantastica nei 2 anni di Serie A e nell'anno di Serie B, e che proprio nell'estate del 1990 viene scelto dal nuovo giovane corso di Luca Di Montezemolo alla Juventus come nuovo tecnico dei bianconeri. Come sappiamo si rivelerà un disastro, ma questo ancora non lo sanno i tifosi juventini, non lo saprà nessuno. Bologna-Juventus si gioca appunto l'11 novembre 1990 allo stadio Dallara di Bologna. È una partita caotica. Il Bologna sbaglia un calcio di rigore con l'ungherese De Tari, e qui partono le prime polemiche, perché Tacconi, portiere della Juventus, procura il calcio di rigore, causa il calcio di rigore proprio sull'ungherese. Mentre De Tari sta posizionando il pallone sul dischetto, Tacconi inizia ad innervosirlo, gli dice che il pallone è messo male, va dall'arbitro, insomma lo innervosisce, gli para il calcio di rigore. Tra l'altro una parata bellissima, De Tari calcia forte, alto, e Tacconi riesce ad intuire, adesso poi vi faccio vedere tutto. Nel secondo tempo altro calcio di rigore, questa volta in favore della Juventus. Roberto Baggio non sbaglia e la Juventus vince 1-0 con rigore di appunto di Baggio al 65esimo. 1-0 per la Juventus, sembra tutto finito, invece alla fine della partita si scatena una rissa epocale, che non è tanto famosa per la rissa in sé, perché poi di risse e di liti alla fine della partita ce ne sono state, ce ne sono e ce ne saranno sempre tante, quanto perché i due protagonisti, Poli da una parte e Schillaci dall'altra, proseguiranno anche nel dopo partita, perché Poli dirà che Schillaci ha utilizzato una frase abbastanza, io direi curiosa, ma insomma abbastanza forte, perché nelle liti, insomma, si può dire qualsiasi cosa, poi nessuno uccide nessuno ovviamente, ma Schillaci pare che abbia utilizzato in quella circostanza la frase "ti faccio sparare", cioè che non è "ti uccido" o "ti meno", insomma quel "ti faccio sparare" risultò veramente molto curioso, insomma, venne visto quasi come una minaccia terroristica, per non dire altro. Naturalmente poi rientrò tutto nei canoni della normalità, si ridimensionò tutto. E pensate che nella partita di ritorno ci fu un'altra polemica molto accesa, perché il Bologna, ultimo in classifica, andò in vantaggio con il tedesco Vass, che non segnava mai, e che quella volta invece segnò, e la Juventus pareggiò di nuovo con Roberto Baggio su calcio di rigore al 90esimo, un calcio di rigore molto contestato dal Bologna. Anche lì poteva finire tutto così, e invece nel dopo partita, in conferenza stampa, diversi giocatori del Bologna andarono a dire che diversi giocatori della Juventus li avevano un po' zittiti in campo e al rientro negli spogliatoi, dicendogli che quando c'è di mezzo la Juve, se un rigore è al 50%, è giusto che venga dato alla Juventus. I giocatori del Bologna ci rimasero molto male, perché insomma si sentirono un po' umiliati da quella dichiarazione. Insomma, questo è Bologna-Juventus che andiamo a ricordare. Sappiamo che a fine campionato il Bologna arrivò ultimo e la Juventus arrivò fuori dalle coppe, quindi
fu una stagione comunque negativa per entrambe. Intanto questo è il calcio di rigore di Roberto Baggio che decide la partita e che non si vedrà poi nel servizio che adesso vi mostro del Guerin Sportivo. Questo è il calcio di rigore che decide la partita. Adesso vi faccio vedere anche proprio, eccolo qui. Qui invece c'è il calcio di rigore qui in basso parato da Tacconi a Detari, una parata molto bella, e questo è Bologna-Juventus, proprio il Guerin Sportivo originale di quella metà di fine di novembre del 1990, e credo che questa sia stata anche una delle prime volte in cui io seguivo le partite in diretta. Questo è proprio il periodo in cui io ho iniziato a seguire il calcio, e quindi un po' le ricordo proprio per quello. Vi faccio vedere per finire le due rose, le due squadre dall'album della Panini. Questo è il Bologna che finì, come detto, in Serie B all'ultimo posto, allenato prima da Scoglio e poi da Radice, e poi la Juventus di Maifredi, che nonostante avesse composto la coppia di bomber della nazionale Roberto Baggio e Schillaci, si ritrovò fuori dalle coppe europee dopo 27 anni o 28 anni di partecipazioni consecutive. 28 anni di partecipazioni consecutive la Juventus finì fuori dalle coppe, e alla fine di quella stagione disastrosa fu richiamato in panchina Giovanni Trapattoni, e il nuovo corso giovane di Montezemolo e Maifredi venne rimpiazzato dal vecchio corso dei vecchi Boniperti e Trapattoni. La Juventus non vinse lo scudetto comunque, anche se andò meglio con Trapattoni nei 3 anni successivi. Questa è la partita della settimana, questo è Bologna-Juventus che si gioca in questo fine settimana e che si giocò nella stagione 90-91. La prossima settimana vi aspetto con una nuova partita da ricordare, anzi una vecchia partita da ricordare, di una di quelle che si giocherà in calendario la prossima settimana. Più o meno mi sono fatto capire. Avanti tutta.